A Gennerugi in via Nizza c'è una tabaccheria, bar e anche pizzeria. Da 2 anni e mezzo la gestisce Agostino Saba, 70 anni. Qual è l'aria che tira qui a Gennerugi? No, è abbastanza tranquilla come area, oltre alla viabilità di via dell'Abbazia, Perché? Cosa succede? perché prima dei passaggi pedonali dovrebbero mettere dei dissuadori sia una parte che all'altra. C'è un rischio sicurezza per chi attraversa e per gli automobilisti, dice? Certo. Lei è qui da 2 anni e mezzo, le è mai capitato, a me rischiato magari No, a me attraversando? personalmente no, però ho visto delle brusche frenate degli automobilisti. E anche incidenti? Qualche incidente, hanno messo su qualche donna, Dal- sotto qualche donna. Dal suo punto di vista, che consigli si sente di dare lei al comune per Gennerugi? Mettere dei dissuadori prima del passaggio pedonale, da una parte e all'altra. Lei è un barista e tra un caffè, un cappuccino e una pasta, i suoi clienti, la maggior parte, sono comunque di Gennerugi. Di cosa parlano? Quali sono le tematiche che emergono? No, ma il problema è la viabilità di via dell'Abbazia e basta. Non è che ci siano altri problemi. Poi è normale, ci sono ragazzini e vociferano, non è che fan casino. Cioè, quindi anche magari disturbo della quiete pubblica? No. Sono abbastanza modesti, diciamo, come ragazzini. Lei è uno dei pochi commercianti di un rione Gennerugi che nei fatti è più residenziale che commerciale. Come vanno gli affari? Ma gli affari vanno abbastanza bene, quindi no, non ci possiamo lamentare.